Bruno Murgia, presidente dell'ISDRE. Oggi ci siamo calati nei segreti dell'istituto. Cosa fa, le risorse che ha, quali sono le potenzialità? Oggi abbiamo visto i laboratori e tutto il materiale che è contenuto di grandissimo pregio e importante per tutta la Sardegna. Poi abbiamo visto i lavori del nuovo Museo del Costume con i progettisti, con una importante ditta italiana che sta allestendo il museo. Noi contiamo entro un anno e mezzo, mancano ancora un po' di risorse, di completare l'opera e di dare alla città e soprattutto alla Sardegna il grande museo dell'identità che ancora manca. L'ISDRE, diciamo, è lo scrigno dell'identità della Sardegna. Quali potranno essere le linee future di sviluppo? A noi ci occupiamo sicuramente della tradizione, però vogliamo anche dare un taglio di contemporaneità alla cultura, tant'è vero che il 25 al Museo dell'Edda organizzeremo un seminario sull'economia della cultura e come la cultura può produrre benessere e fare, come si dice, comunità. Quindi le attività dell'istituto sono varie, da quelle più tradizionali, quindi l'etnografia e l'antropologia, più a quelle del contemporaneo, con una serie di iniziative che faremo, ahimè, con poche risorse.